Allora voglio spiegare subito questo fatto che ho insistito nel farvi mangiare prima e poi fare lo spettacolo. Perché io capisco quando uno mangia non può essere disturbato, no? Allora ci sta una bella poesia di tanto tempo fa, che ve la voglio dire, parla proprio di questa cosa, e si chiama Facitemi mangiare. Santa Lucia, no quella delle canzoni, no quella dei cantanti dell'orchestrina, io preferisco quella della cucina, da vongolella in coppa maccherone, dove pesce fresco, fattuoglio e limone, fuori una tavolella in una cantina, piazzata un ponte taglio da banchina, copeta in coppa a barra in un tamburo. E questa è la poesia. Niente cantante, niente posteggia per poter mangiare, un vermicello a vongola abbondante con patrosino crureato e scoglie. E la prima forchettata di ascustasi non svanisce mentre la ravoglio. Non posso sentire musica scocciante, se no spaghetti non digerisco. E ben appresso, o fritto e pesce fresco, e sono già con lo stomaco pesante. È brutta a fare mestiere lo cantante, l'ha già fatta pure io, perciò capisco che posso fare, per me subisco, sto con un caffè andante, non ristorante. Che bella cosa, soffernute e suona, mi spacco merluzziello, leve spine con l'aglio, patrosino, uoglio e limone. Ma si appezzano la prima mollachella, a rapabocca e sente mandolino. Ma sono contusso da tavolella.